Venerdì mattina nel Duomo di Treviso i funerali di Gilberto Benetton, l'addio della città nella stessa chiesa dove solo 3 mesi fa era stato salutato il fratello minore Carlo, il cordoglio di istituzioni e imprese. Tanti omaggi anche all'uomo di sport, lacrime e maxi schermo con le sue immagini alla ghirata dalla Turchia, il GM dei trionfi del basket Gherardini dice è stato il mio mentore. Raid nella canonica della chiesa di Santa Lucia di Piave, la denuncia del parroco, sparite le offerte dei fedeli, circa 2.000 euro. Una moria di pesci in un torrente che attraversa la Pedemontana, la denuncia del consigliere regionale PD Zanoni che dice ARPAV è risalita ai responsabili. 25enne colleziona 2 denunce in poche ore a Treviso, prima tenta il furto al PAM, poi bloccato e ritorna per costringere i responsabili del market a ritirare le accuse. Giro di vita dell'ULSS 2 verso i pazienti che non annullano per tempo visite o esami o l'appuntamento nel disdetto entro 72 ore l'utente dovrà pagare il ticket. Basket per la De Longhi, non ha già più tempo di ripensare alla sconfitta contro la Fortitudo, domani nuova sfida in trasferta contro Cagliari. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre tornando a parlare della scomparsa di Gilberto Benetton che abbiamo annunciato proprio nel telegiornale di Treviso ieri sera, venerdì nel Duomo di Treviso alle 11 l'ultimo abbraccio della città a Gilberto Benetton, mentre continuano in queste ore ad arrivare messaggi di cordoglio e anche ricordi di Benetton. Il 21 febbraio il funerale di Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana, il 13 luglio l'ultimo saluto a Carlo. Venerdì mattina alle 11 il Duomo di Treviso accoglierà la famiglia Benetton per un altro doloroso addio, quello a Gilberto, morto ieri a 77 anni. Profondo cordoglio nella Marca e da ogni parte d'Italia, dal mondo politico, economico e sportivo. Da un lato lo sconcerto di chi non sapeva della leucemia che lo aveva colpito, dall'altro il dolore di chi lo aveva visto provato in questi mesi dalla malattia, dalla morte del fratello e dalla tragedia del Ponte Morandi che ha fatto finire nella bufera una delle sue creature, Autostrade per l'Italia. Chi cita il valore umano, chi la visione imprenditoriale che ha trasformato il gruppo di Ponzano in una realtà internazionale. È una persona che ho stimato e ammirato veramente molto e penso che Treviso debba essere fiera ed orgogliosa e grata per tutto il lavoro che Gilberto Benetton ha fatto. Il vuoto che lascerà Gilberto sarà difficilmente colmabile, ma sono convinto che grazie ai suoi grandi valori di padre che è riuscito a trasmettere ai propri figli la grande passione e il grande amore per la città e sapranno portarlo avanti. In edizione holding, di cui era vicepresidente, sarebbe pronta a subentrargli la figlia Sabrina. L'auspicio è che il management delle nuove generazioni decidano di investire nell'impresa e nel territorio piuttosto che nella finanza, perché questo potrebbe essere il momento di un rilancio di una manifattura di qualità, di investimenti nel territorio. Riservato, forse addirittura timido, lo ricordano nel quartiere. Via Manin, via Ortazzo, piazzetta dei Lombardi, una vita normale, lui, la moglie Lalla, 2 passi per andare a pranzo da Alfredo, la spesa dal fruttivendolo, una pizza da portar via. Qualcuno è sorpreso, i più avevano intuito invece che qualcosa non andava. Io l'ho saputo di recente da un amico che lavora presso la loro azienda da tanti anni, che non stava bene. Ma sinceramente non ero al corrente della sua malattia, quindi e comunque sono persone che sono ben e molto conosciute qui in città, soprattutto nel quartiere, ecco. Quindi un dispiacere. Ma sì, senza dubbio. Gilberto Benetton, come tutti i fratelli Benetton, hanno avuto la capacità di tenere un profilo personale basso, non si sono mai esposti, hanno lasciato un bel ricordo. La famiglia veniva qui a mangiare la pizza ogni tanto, però devo dire delle persone normali che al giorno d'oggi è molto difficile trovare. Un augurio e un abbraccio ancora. Ciao Gilberto. Le istituzioni, il mondo economico, la gente comune e poi ovviamente il mondo dello sport colpito, perché l'altra faccia di Gilberto Benetton era quella di un grande uomo di sport e la sua scomparsa è come un terremoto che ha lasciato senza fiato l'intero mondo sportivo trevigiano e non solo, da Treviso all'Italia fino all'estero, il ricordo di chi ha calcato con lui le emozioni dei campi da gioco. Più bello che abbiamo saputo rimontare ulteriormente, come tante volte abbiamo fatto in questa fase finale, grandi, bravi.
Nelle immagini di archivio storico di Antenna 3, un Gilberto Benettone emozionato e felice in quel momento magico di festa bianco-verde. È il 1997, il team guidato da Mike D'Antoni si aggiudica il secondo scudetto in una combattutissima serie contro la Fortitudo Bologna. Trionfi che dal parquet si spostavano poi in quella ghirada simbolo del fortino bianco-verde dei successi, la cittadella dello sport che oggi vive il lutto, un maxi schermo con le immagini dell'uomo che aveva voluto questa realtà. Si respira un clima di profonda tristezza qui alla Ghirada il giorno dopo la notizia della morte di Gilberto Benetton, occhi lucidi, poca voglia di parlare, qui proprio in questa cittadella dello sport voluta fortemente da Gilberto Benetton, dove dicono tutti il suo ricordo rimarrà davvero indelebile. I trionfi sono immagini indelebili non solo dei tifosi ma anche nella mente di chi ha costruito passo dopo passo battaglie e conquiste con Gilberto Benetton. Maurizio Gherardini, 14 anni a Treviso, fra le file biancoverdi, il general manager dei trionfi. Lo abbiamo raggiunto in Turchia dove ricopre il medesimo ruolo al Fenerbahce. L'ho sempre considerato un po' un mentore nella mia vita, un punto di riferimento, una persona speciale, una grandissima perdita per tutti. E per tutte le persone che gli hanno voluto bene innanzitutto, ma poi per la città, per lo sport. Non solo basket e volley ma anche il rugby. Un anno orribile, quello che stiamo assistendo, un anno molto difficile per la famiglia soprattutto e per tutte le conseguenze che evidentemente porterà, speriamo poche, però evidentemente il riferimento di una persona così importante evidentemente sicuramente si farà sentire. Quella Ghirada che lui amava e che aveva regalato alla città. Una grande perdita che sicuramente ci lascia nello sconforto, benché la Ghirada e anche Asolo Golf continuino con quella che è la missione sociale che era tanto cara al signor Gilberto, di ospitare giovani, famiglie e di promuovere i valori dello sport. Oggi Gilberto Benetton che cosa lascia qui, in questa città bella? Lascia la sua vita, la sua passione, la sua presenza, lascia tanti ricordi. E dopo la notizia diffusa proprio da Antenna 3 ieri sera, tante anche le reazioni a caldo delle prime ore, a 20:10 e poi a Ringhi, il commosso ricordo del pallavolista Lorenzo Bernardi, dello sceriffo Giancarlo Gentilini e anche il commento del governatore Luca Zaia. Sentiamo alcuni estratti da ieri sera. Era una persona che assieme alla sua famiglia a me ha insegnato veramente cosa vuol dire avere una mentalità di un determinato tipo. Io mi ricordo sempre che quando mi diceva nel gruppo Benetton arrivare secondi vuol dire perdere, qui si gioca sempre per vincere. Questo a me mi ha aiutato moltissimo perché voleva dire crescere quotidianamente, e questa mancanza, anche se purtroppo è un ciclo, la nostra vita è un ciclo e tutto, mi coglie totalmente di sorpresa e mi lascia un vuoto enorme. È bene cercare la verità sulla vicenda poi della vicenda di Genova, però sono sempre stato anche molto fermo nel dire che non si fanno i processi in strada, non si fanno processi pubblici come a qualcuno piace fare. E forse in questo momento qualcuno anche può pensare per quale motivo magari il signor Gilberto non era proprio così presente. Evidentemente la malattia toccava da vicino. E quando ho chiesto qualcosa a Gilberto mi ha sempre detto: Giancarlo, io ti aiuto perché tu sei veramente un personaggio come me che ama la città di Treviso e i cittadini. È stato un esempio e io credo che personaggi simili difficilmente si affacceranno sulla faccia della città di Treviso. Tengo per mano la mano di Gilberto e di Gilberto: mi spiace veramente di non trovarti più, ma resterai sempre vivo in me con il tuo ricordo. Ecco, cittadini trevigiani, io vi ho detto, il mio cuore sanguina e questo è una delle cose più belle, perché anche il dolore alle volte ti avvicina di più alle persone. Ciao cittadini, ciao Gilberto. La morte di Gilberto Benetton che è arrivata, come è stato ormai detto in queste ore più di una volta, in un anno davvero terribile per la famiglia Benetton.
Il destino in questo 2018 sembra essersi accanito con tutta la sua spietatezza sulla famiglia Benetton, con una serie di lutti e tragedie iniziate nei primi mesi dell'anno fino a ieri sera con la scomparsa di Gilberto. È il 6 febbraio quando in Argentina durante una cena Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana Benetton, viene colto da infarto. Purtroppo per lui non c'è nulla da fare. Una morte improvvisa che precede di qualche mese un nuovo lutto. Il 10 luglio nella villa di famiglia si spegne il più giovane della famiglia, Carlo, 74 anni, strappato all'affetto dei suoi cari da un male scoperto appena 6 mesi prima. Dopo la diagnosi per il fratello minore erano iniziate visite, consulti, cure. Carlo era quello che amava meno stare sotto i riflettori, ma con gli altri 3 fratelli aveva fondato lo storico marchio diventato famoso in tutto il mondo. È lui che si era occupato in particolare delle materie prime necessarie all'attività tessile, seguendo le vaste tenute in Argentina, per poi occuparsi con l'espansione del gruppo di altri settori come l'agricoltura. Per Giuliana, Luciano e Gilberto la morte di Carlo è una ferita profonda. Ma come se questo non bastasse, il 14 agosto si abbatte sull'Italia la tragedia di Genova, con le sue 43 vittime per il crollo di Ponte Morandi, gestito da Autostrade, società controllata dal gruppo Atlantia, nel cui consiglio di amministrazione sedeva Gilberto. Sarà proprio lui 3 settimane dopo, nel polverone di polemiche e accuse che il disastro ha sollevato, a rilasciare un'intervista rispondendo a chi accusava la famiglia di aver parlato dopo così tanto tempo. Dalle nostre parti, dirà Gilberto, il silenzio è considerato segno di rispetto. La nostra holding ha parlato meno di 48 ore dopo la tragedia, a voce bassa è vero, perché la discrezione fa parte della nostra cultura. Ha però comunicato con parole chiare e inequivocabili un pensiero di cordoglio alle famiglie delle vittime. Con altrettanta fermezza, ha concluso Gilberto, abbiamo dichiarato che verrà fatto tutto ciò che è in nostro potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità. L'ultimo capitolo è stato scritto ieri, quando, pochi minuti prima delle 20, con una nota, la famiglia ha annunciato la morte di Gilberto. Lasciamo adesso questa ampia pagina dedicata alla scomparsa di Gilberto Benetton. Parliamo della superstrada pedemontana veneta. Criticità della pedemontana veneta. La Giunta apre un tavolo tecnico. Questo è il titolo della mozione depositata oggi dall'opposizione, iniziativa del Movimento 5 Stelle assieme a PD e Liberi e Uguali. Chiediamo alla Giunta regionale di aprire un tavolo tecnico per fare un'analisi trasparente e cristallina capace di tacitare ogni dubbio, hanno spiegato i firmatari, peraltro un annuncio che era stato fatto proprio a Ring 2 settimane fa. Non intendiamo assolutamente bloccare l'opera, ma vogliamo sia fatta chiarezza, dicono i firmatari, soprattutto sul piano economico e i costi che rischiano di gravare sui veneti anche in considerazione di quanto sta accadendo a Palermo, dove il concessionario della superstrada pedemontana, dicono i firmatari, è in evidente difficoltà nel rispettare i termini contrattuali per la conclusione del passante ferroviario. E allora la cronaca con le parrocchie, ahimè, sempre nel mirino dei ladri. L'ultimo colpo in ordine di tempo a Santa Lucia di Piave domenica, i 20 si sarebbero entrati nella canonica, hanno messo le mani su 2.000 euro in contanti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri dal parroco Don Paolo. I militari stanno ora indagando per cercare di risalire al ladro di offerte raccolte durante le funzioni domenicali degli ultimi mesi. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza del centro del paese. Ed ora invece la denuncia del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni su una moria di pesci in un torrente evidentemente inquinato. Credetemi, la vista è terribile, quello che vedo adesso è orribile, ma l'odore, la puzza, ancora di più, è terribile, guarda, è pazzesco, viene da piangere, è terribile, terribile. Il video è stato girato da una cittadina che fatica a trattenere l'emozione di fronte allo spettacolo che le si presenta davanti. Quello ripreso con il telefonino è un corso d'acqua che attraversa diversi comuni della pedemontana trevigiana. Immagini consegnate poi al consigliere regionale PD Andrea Zanoni. Si tratta di migliaia di pesci morti lungo questo torrente, evidentemente causata questa morte, questa strage, da sversamenti illegali. Zanoni ha immediatamente segnalato il tutto all'ARPAV che, ha fatto sapere il consigliere Dem, ha effettuato alcuni prelievi. Oggi ho sentito ARPAV di Treviso che ha individuato l'azienda responsabile che verrà naturalmente denunciata, i loro titolari verranno denunciati alla Procura della Repubblica. Ci sarebbe anche un carabiniere trevigiano all'interno dell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi.
Sarà sentito nei prossimi giorni dal pubblico ministero un maggiore dei carabinieri trevigiano finito nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. Il militare sarebbe stato chiamato in causa da Massimiliano Colombo, comandante della caserma di Tor Sapienza, che nell'interrogatorio della scorsa settimana ha fatto il suo nome come persona informata dei fatti. I magistrati che stanno indagando su questa complicata vicenda vogliono capire se l'ufficiale, una volta venuto a conoscenza di quanto era accaduto, abbia deciso personalmente di modificare gli atti ufficiali o se l'ordine di depistaggio sia partito dai suoi superiori. Un'inchiesta che dovrà accertare la verità su quanto accaduto a Cucchi. Nel procedimento in corso sono stati finora imputati 5 carabinieri, tra cui quelli che per il grande accusatore e coimputato Francesco Tedesco sarebbero gli autori materiali del pestaggio che ha portato il giovane alla morte, i carabinieri Alessio De Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le sue scuribande fecero tremare anche la Marca. A Padova la condanna per l'autista della famigerata Audi gialla. Il processo davanti ai giudici del Tribunale Collegiale di Padova si è concluso con una condanna a 6 anni di carcere ed una multa di 2.400 euro per Vassil Rama, albanese di 38 anni, meglio conosciuto come l'autista di quell'Audi gialla con targa svizzera rubata all'aeroporto Malpensa di Milano, le cui scorribande ad altissima velocità, inseguimenti con le forze dell'ordine compresi, seminarono il panico in mezzo a nord-est a cavallo tra il 2015 e il 2016. In questo processo Rama doveva rispondere di una rapina in provincia di Padova e 2 furti in provincia di Vicenza. Il 16 gennaio 2016 la banda, composta da 3 persone, era penetrata in una villetta di Torreglia rubando capi griffati ed una medaglia in oro, spostandosi poi ad Abano Terme, dove erano stati però sorpresi dai carabinieri. La fuga era stata coperta da alcuni spari di pistola. 4 giorni dopo, il 20 gennaio, doppio colpo in abitazione. A Romano Dezzelino fuggono con 2.700 euro in contanti e oggetti che superano i 6.000. A Cassola preziosi e denaro per addirittura 250.000 euro. I 2 giorni seguenti furono quelli che consacrarono la banda dell'Audi gialla agli onori delle cronache nazionali, con l'auto prima intercettata a Prosecco e la polizia che spara dei colpi in aria, quindi l'inseguimento da Noventa Padovana a Montebello e la folle corsa contromano sul passante di Mestre che costò la vita ad una 58enne russa. Qualche giorno dopo la carcassa incendiata dell'auto fu ritrovata tra i comuni di Onè di Fonte ed Asolo nel Trevigiano, quando evidentemente il trio si sentiva braccato dalle forze dell'ordine. Vassil Rama era stato poi arrestato in Grecia nel settembre 2016. 2 denunce nel giro di poche ore. Protagonista un 25enne italiano sorpreso nel primo pomeriggio di ieri all'interno del supermercato PAM in centro a Treviso mentre stava rubando alcuni generi alimentari. Il ragazzo, bloccato dall'agente della questura, ha inizialmente negato il fatto, poi ha restituito le confezioni rubate ed è stato denunciato per tentato furto aggravato. 3 ore dopo il responsabile dello stesso supermercato ha chiamato nuovamente una volante perché il 25enne era tornato spintonandole, chiedendo con insistenza che venisse ritirata la denuncia nei suoi confronti. Davanti al rifiuto del responsabile, il ragazzo ha reagito urlando contro alcuni dipendenti e danneggiando alcuni prodotti. Nuovamente rintracciato dalla polizia, ha posto resistenza andando nuovamente in escandescenze con gli agenti e quindi per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con l'edizione di Treviso per parlare di un accordo siglato tra Confartigianato, imprese e Centro Marca Banca, un accordo per un fondo di 30 milioni di euro destinati alle piccole imprese, 30 milioni di euro a tassi agevolati. Una parte di questi soldi, 10 milioni, saranno destinati al pagamento delle tredicesime. Le tredicesime sono salve grazie a questa collaborazione di Centro Marca Banca con il nostro sistema Confartigianato Mandamento di Treviso. Per le piccole aziende artigiane anche il pagamento delle tredicesime ai propri dipendenti può diventare un ostacolo non sempre facilmente superabile, perché nonostante la ripresa le piccole realtà imprenditoriali stanno continuando a vivere un momento delicato. Aziende che hanno tante difficoltà, tante problematiche datate dalla burocrazia, dalla difficoltà di liquidità, dalla difficoltà di innovarsi. In questo momento viviamo in una situazione in cui le aziende grandi sono in un momento di sviluppo, quindi stanno cercando di assumere ed è molto difficile per loro trovare personale qualificato. Dall'altra parte le aziende piccole fanno fatica a competere
e quindi sono in un momento di sofferenza. Di fronte a questo quadro arriva l'accordo sottoscritto da Confartigianato e Centro Marcabanca, che prevede un fondo di 30 milioni di euro a tassi agevolati a favore delle piccole imprese. 10 saranno dedicati al rinnovo del parco automezzi e del parco tecnologico dei macchinari, altrettanti alla liquidità corrente e gli ultimi 10 milioni proprio al pagamento delle tredicesime. Mira a strutturare una soluzione dedicata su misura per le specifiche esigenze di approvvigionamento finanziario delle piccole e medie imprese della provincia. La sanità ora con il giro di vita dell'ULSS 2 verso i pazienti che non annullano per tempo visite o esami. Se non viene disdetta la visita all'esame, ovviamente viene applicata la sanzione più il ticket. 72 ore di tempo per disdire una visita o un esame, altrimenti il paziente dovrà pagare il ticket. L'ULSS 2 aumenta di 24 ore il tempo limite, passando da 48 a 72 ore per annullare la prestazione precedentemente fissata al CUP. Questo per spingere gli utenti ad essere più attenti, visto che spesso, spiega il direttore generale Benazzi, gli appuntamenti non vengono disdetti per tempo. Qualche volta i tempi delle prenotazioni, soprattutto nelle prenotazioni a lungo termine o i 180 giorni eccetera, la gente facilmente può dimenticarsi. Io credo che quindi questo serva ad aiutare tutti. Annullando anticipatamente l'appuntamento, sottolinea Benazzi, si dimostra una maggiore attenzione verso quei pazienti in lista d'attesa. Tutte le disattenzioni e quindi i mancati appuntamenti che noi ovviamente creiamo alla struttura sono sostanzialmente possibilità che diamo ad altri di poter avere il posto per la visita specialistica. Qualche eccezione possibile, ma solo di fronte a documentata impossibilità di essere presenti all'appuntamento. L'utente che ha problemi e motiva questi problemi, che può essere problemi importanti, legati ovviamente anche alla sua stessa salute, per una sindrome influenzale o per altri motivi, ci telefonano e accettiamo anche la giustificazione, ma purché sia una giustificazione reale e non sia una disattenzione. Allora il turismo e la crisi di molte ville venete, l'ultimo caso è Villa Emo a Fanzolo di Vedelago, dove lo storico presidente Cremasco ha per così dire gettato la spugna e da novembre sarà sostituito dal presidente del consorzio Brentella Giuseppe Romano. Forse gli unici contenti sarebbero stati proprio gli Emo, la famiglia patrizia veneta che finanziò la Brentella di Fra Giovanni Giocondo e il Palladio per l'edificazione della loro villa a Fanzolo di Vedelago. Due realtà dal prossimo novembre unite da un unico presidente, Giuseppe Romano, numero 1 del consorzio Acqueo e del gioiello dell'architettura veneta. Noi impegno del CDA sia di Fondazione che di Fredo Trevigiani di dare continuità e di confermare quella valorizzazione estremamente importante che ha Villa Emo nel comprensorio, nel territorio della nostra provincia e del Veneto. Nomina onorevole ma anche onerosa, perché è bene dirlo, Villa Emo costa tanto in manutenzioni continue che però non vengono coperte dalle entrate turistiche, motivo per il quale lo storico presidente Cremasco, che salvò la villa dagli assalti dei cavatori, ora ha deciso di gettare la spugna ritenendo impossibile in queste condizioni tenere a posto i bilanci. Del resto il credito trevigiano commissariato non partecipa più alle spese e non ci sono fondi per un'adeguata promozione che porti numeri sufficienti a visitare la villa. Che sia molto complicato è in dubbio e c'è. Noi pensiamo che dalle difficoltà arrivino le opportunità, per cui ci crediamo, vogliamo andare avanti e vogliamo continuare a dare quelle risposte che finora ci sono date e fare venire meglio per la salvaguardia del Presidente Cremasco. Vogliamo rimanere, ripeto, molto vicini al territorio, molto vicini ai soci e molto vicini a quella opportunità che per noi si chiama Villa Emo. Allora il basket per la De Longhi non è già più tempo di ripensare alla sconfitta in casa contro la Fortitudo, l'obiettivo è battere Cagliari domani in trasferta. Dimenticare domenica e concentrarsi sul domani. Il domani dice Cagliari, una trasferta insidiosa, ma una squadra come la De Longhi, tra le grandi favorite del campionato, non può né deve temere nulla, nonostante la sconfitta con la Fortitudo abbia siglato il primo stop della stagione. È un momento sicuramente decisivo, nel senso che dobbiamo fare un bel passo in avanti, ecco, togliere le tossine, non aver paura di niente, non pensare a quello che è successo fino adesso e concentrarsi sul presente. Dimenticare domenica la Fortitudo, ma non dimenticare lo splendido supporto dei tifosi. 5.300 persone incredibili in un grande ambiente, un ambiente
insomma, per cui dobbiamo sentire veramente grande responsabilità e la voglia di fare bene come vorremmo fare. Occhi puntati verso Cagliari dunque per ripartire subito, il pit stop è finito, c'è una squadra non semplice da affrontare. Ha grande talento, ha 2 giocatori stranieri molto pericolosi, Johnson e Miles, e un gruppo di italiani che ci possono dare fastidio. Ecco, quindi Cagliari sicuramente è una squadra che vivrà di grande entusiasmo dopo la bella vittoria con Ravenna. Sarà un 20-10 dedicato alla figura di Gilberto Benetton, quello che inizia fra pochissimo dopo il telegiornale di Treviso. Lo faremo con Tiziano Marson, storico caporedattore della Tribuna di Treviso, per ricordare insieme a lui la vita di Gilberto Benetton. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Ancora bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo. Asciutto e stabile su tutte le province con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature in aumento. Minime tra 7 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole, sarà dunque una bella giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento con minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, ampio soleggiamento su tutti i settori, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono delle piogge sui settori alpini di confine. Temperature in aumento con minime tra 7 e 10 gradi. Massime oscillanti invece tra 24 e 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.